solo un mese. Allora, innanzitutto voglio dire che per me è una situazione molto particolare, anche perché io mi sono portato dietro solamente la mia voce, come già diceva Tonino, canto su tonalità purtroppo ahimè diverse da quelle che sono le nostre tradizionali. Però io credo che la voce sia uno strumento che può suonare anche da solo e soprattutto almeno lì mi posso distendere su quelle che sono le mie tonalità. Devo dire che è tantissimo tempo che non canto le canzoni di Tazenda, in quanto da ormai 7 anni ho intrapreso una mia carriera solistica alla ricerca di nuove sonorità, che allontanandosi anche dalla Sardegna hanno la presunzione, essendo noi al centro del Mediterraneo, voluto usare la nostra lingua per interpretare le melodie degli altri paesi bagnati, diciamo, dal Mediterraneo, come se, essendo noi il cuore, possiamo dargli la lingua. Però stavo dicendo, volevo ricordare proprio 2 pezzettini di Tazenda, perché con la voce da sola posso fare solamente questo. Adesso se poi Orlando mi aiuta anche, fai un po' cortino, mi accompagnerò semplicemente, anzi se prenderete il ritmo voi con le mani capirete subito cosa voglio fare. E su loro non si spantava, e sa morte no, chi non fi entrada, e sa notte traga e pentu e verano, se scontento, balla chi come bene carraste care, hanno si titolare sta vita, tanto di poter finta e dimenticare, tutto sapeva mano e sa chida. E su loro non si spantava, e sa morte no, chi non si entrava, e sa notte traga e vento e verano, se scontento, il sosti suonato, sosti zamparato, schirkende, ricattu kirkende, in mezzo sapete mezzo, a si strada di mandende, salira si schida prangende. Bossizo segni uno, in sosa non si dimenticavo, quella solo che inventuno, ma pare che intanno, balla che come bene carrasse care, balla che come bene carrasse care. Stavo dicendo, perché stasera sono ospite di chi porta avanti la tradizione e devo dire, l'ho sempre detto, che se non ci fossero signori come loro, come tanti altri tenores e tanti altri suonatori di strumenti tradizionali, forse in Tazenda non avrebbero avuto nessun posto dove attingere quello che è stata, diciamo, non un'evoluzione, ma è stato semplicemente esprimere e cantare in sardo su musiche che potevano anche essere cantate in altre lingue, però certamente se non ci fossero i colori puri non si potrebbero fare poi dei quadri per complicati, astratti che poi si possa fare. E devo dire, la tradizione è stata anche per me il punto di partenza. Io vivevo in continente, sono stato sino ai 17 anni, vivevo in Liguria, e l'unico aggancio, l'unico cordone ombelicale con la cultura era mia madre, che per fortuna cantava bene e mi ha insegnato delle canzoni. Le prime canzoni che mi ha insegnato sono quelle che sono poi i pilastri della nostra tradizione. E forse stavo dicendo loro prima che questa mia maniera di cantare molto in alto è perché l'unica maniera che avevo di cantare le nostre cose era farlo insieme a mia madre, che chiaramente, essendo una donna, aveva una voce molto alta. Loro prima hanno eseguito
in una maniera molto bella, molto vicina al tradizionale, e pur sempre comunque ognuno che esegue le cose tradizionali ci mette del proprio. Hanno eseguito l'Ave Maria, ne hanno fatto 5 strofe. Ne avete saltata una, perché sono 6, giusto? Qualcuno ha detto che ne avete cantate. Forse ha detto 5 ma ne avete fatte 6. E come ha detto lui, questo bellissimo canto ce l'hanno portato gli spagnoli. Allora io ho voluto fare un esperimento, perché gli spagnoli, come l'hanno eseguita loro, la facevano in tonalità minore. Io invece, quando la canto io e quando la cantavo con mia madre, l'ho sempre cantata in tonalità maggiore. E così l'ho sempre portata nei palchi. Adesso voglio fare un piccolo esperimento. Voglio cantare, per non farla tutta, una strofa in spagnolo in minore, così come ce l'hanno portata i castigliani, e poi la stessa strofa in maggiore, per capire appunto qual è questa evoluzione, anche perché il minore mette un pochettino di tristezza. Invece io credo che un canto alla Madonna sia una lode e deve essere fatta con il cuore aperto. Allora la canto prima in castigliano, una strofa, sempre solo voce chiaramente, e poi appunto ve ne faccio una strofa in maggiore. Dios te salve María, que eres de gracia llena, y de gracia en la vena, y la fuente. El Señor omnipotente contigo siempre ha quedado, porque te ha conservado inmaculada. Deus ti salve Maria, qui sei de sa grazia plena, de grazia sesa in vena, e sa su Deus omnipotente, cum tegus esti stadu, procita preservadu, voce solo.